Concerto Notte San Silvestro, la prima nata è una bambina di Licate, 118 in soccorso di una neonata che non riusciva a deglutire il latte, polizia salva un uomo stramattato a terra perché sotto l'effetto della cocaina. In missione in servizio per 180 dipendenti del comune di Agrigento e 50 di Porto Empedocle rinnovati e rimandati al prossimo anno. Protesta in prefettura dei lavoratori dei supermercati Forte con Confsal, CGL, CISL e Will programmano una grande manifestazione contro il blocco dei lavori sulla 640 e 189. Assemblea cittadina organizzata dal gruppo Io Resto a Porto Empedocle, campagna elettorale ad Agrigento, la parola ai cittadini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Buon anno ancora. In primo piano il Capodanno trascorso, una festa passata secondo la migliore tradizione tra cenoni e pranzi in famiglia, ma anche nei locali notturni e con il concerto di San Silvestro che ha accompagnato gli agrigentini all'ingresso di questo 2020. Margherita Trupiano. Capodanno, secondo tradizione, ad Agrigento una folla festante ha accolto il 2020 in piazza Vittorio Emanuele con il concerto di Ghe Pequeño. Esperimento riuscito sia per ciò che si è rivelato il gradimento del pubblico che sotto il profilo dell'ordine. E chi ben comincia è alla metà dell'opera, si dice. Un inizio molto soddisfacente per il sindaco Firetto che, operazione elettorale come qualcuno ha detto o no che sia stata, è riuscito a chiudere l'annoso problema dei precari del comune che proprio giorno 31 hanno siglato il contratto di stabilizzazione a tempo indeterminato. Circa 180 persone utilizzate da 30 anni che hanno giustamente festeggiato il travagliato obiettivo raggiunto. E tra cenoni, riunioni di famiglia, balli, giocate a carte, la notte di San Silvestro è andata via tra immancabili botti, qualche episodio di cronaca, dai feriti per le esplosioni dei fuochi d'artificio ad un pestaggio di un giovane all'uscita di una discoteca al villaggio Mosè, ancora un'aggressione al Viale della Vittoria, un uomo che ha accusato malore in via Crispi ed è stato soccorso dagli uomini delle volanti della polizia. Ieri sera poi il consueto appuntamento al Teatro Pirandello con il concerto di Capodanno che ha chiuso i tradizionali festeggiamenti dell'apertura di un nuovo decennio. Ed eccolo, il 2020, tutto da vivere con grandi attese ed appuntamenti tra i quali i 2600 anni di storia della città. Un nuovo anno che si spera sia portatore di novità e benessere per tutti e sul quale puntiamo sperando sia più fortunato di quello trascorso. Ma forse gli anni sono sempre uguali, a cambiare devono essere gli uomini ai quali giriamo l'esortazione ad essere migliori. Ancora a tutti un buon 2020. La prima nata nel 2020 in Sicilia è una bimba di Licata, in provincia di Agrigento. La madre l'ha partorita 13 minuti dopo la mezzanotte del 1 gennaio all'ospedale San Giacomo d'Altopasso con un parto cesareo. Pesa 3 kg, il suo nome è Chloe Sanfilippo, la madre è Deborah Alessia Magliarisi. Beve il latte e non riesce più a respirare, salvata neonata di 3 mesi, non era riuscita a deglutire. A salvarla sono stati gli operatori del 118 GISE guidati da Sandro Bennici. Raccolto l'SOS, l'ambulanza dopo soli 3 minuti ha corso al villaggio Mosè. Il personale del 118 è riuscito a disostruire le vie respiratorie della piccolina e finalmente ha iniziato a piangere. Soltanto grazie alla tempestività degli operatori del 118 la piccina è sana e salva. Tragedia di Capodanno a Messina, 92enne muore carbonizzata nella sua casa. C'è il servizio. Le festività di Capodanno hanno fatto però registrare anche una vittima a Messina, dove ha perso la vita un'anziana signora di 92 anni. La donna è morta nell'incendio della sua abitazione di Via Gelone nel quartiere di Monte Piselli. Il rogo sarebbe scaturito a causa del cattivo funzionamento di una stufa. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, per la 92enne non c'è stato nulla da fare. Le gravi ustioni non le hanno lasciato scampo. L'anziana in quel momento si trovava da sola in casa.
Notte concitata, quella di Capodanno per i poliziotti della sezione volanti della Questura di Agrigento e per gli operatori del 118 Gise che hanno salvato la vita ad un uomo. Gli agenti di pattuglia, coordinati dal dirigente, il commissario Francesco San Martino, mentre percorrevano la via Crispi, hanno visto accasciarsi prima e letteralmente stramazzare al suolo un uomo. I poliziotti, rendendosi conto che quell'agrigentino stava male, non hanno perso neanche un secondo. Sono riusciti a rianimarlo nonostante l'uomo avesse smesso di respirare. È stato chiesto l'intervento del 118, i sanitari hanno trasferito l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici hanno accertato che era sotto l'effetto di cocaina. Soltanto grazie alla tempestività e l'immediata mobilitazione dei poliziotti della sezione volanti l'uomo è stato rianimato e salvato. Approvati tutti gli strumenti contabili sottoposti al voto del Consiglio Comunale di Agrigento, condizio sine qua non della stabilizzazione del personale precario per i 180 dipendenti ormai stabilizzati di Palazzo dei Giganti, quella dell'1 gennaio è stata una notte magica. Le speranze coltivate in una vita da ben 30 anni si sono trasformate in realtà con la formale immissione in servizio. Vediamo. Con il consigliere comunale Marco Vullo vuole dire la sua in merito alla recente stabilizzazione dei precari. Ma finalmente è un grande risultato che questo ente raggiunge, cioè la stabilizzazione di tante donne, uomini, padri di famiglia che finalmente ottengono un diritto sacrosanto, quello del lavoro. È ovvio che però le cose vanno dette in un certo modo, vanno analizzate, vanno anche messe in evidenza rispetto alla città, nel senso che è opportuno che la città sappia come sono andate le cose. E mi spiace apprendere dalla conferenza stampa del sindaco che non spende quasi nulla rispetto al senso grande di responsabilità che il Consiglio Comunale ha avuto, soprattutto nei banchi dell'opposizione. Credo che sia un'occasione persa per il sindaco che poteva in un certo senso rappresentare il senso di responsabilità manifestato da tutti i componenti consiglieri comunali dell'opposizione che grazie alla loro presenza in aula hanno assicurato e garantito il numero legale ad una maggioranza che non è maggioranza, perché voglio ricordare che il sindaco Firetto non ha la maggioranza in aula e senza questa maggioranza non poteva senza ombra di dubbio oggi manifestare anche attraverso qualche consigliere comunale suo di appartenenza, attraverso i social, come dire, questa grande gioia, questo grande senso di responsabilità che hanno ottenuto per la stabilizzazione. È giusto dire che la stabilizzazione arriva, ma arriva grazie a che cosa? Al senso di responsabilità di un consiglio comunale che nella sua opposizione ha fatto sì e ha creato le condizioni per poi raggiungere l'obiettivo finale. Ovviamente va detto anche, ed è giusto dirlo, così come ho avuto modo in un intervento in consiglio comunale fatto a mezzanotte del 31, quello che le responsabilità ci sono e vanno ricercate. Questo bilancio di previsione, questi consolidati, perché non sono arrivati prima? Perché non sono arrivati intendo? Perché ci è stato promesso che il bilancio di previsione arrivava a marzo, aprile e non è arrivato? Le responsabilità vanno ricercate in che cosa? In una politica che non ha saputo manifestare al meglio le proprie posizioni, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. E allora che cosa va detto? Va detto che il senso di responsabilità di un consiglio comunale va lodato. Il sindaco poteva, secondo me, fare degli apprezzamenti maggiori, non le ha fatte, ma sta nelle cose, sta nella politica. Forse la campagna elettorale in un certo senso fa diventare tutti frenetici, però le cose vanno dette. Sono contento per questi padri di famiglia, gli auguro a loro con questo anno nuovo che arriva grazie alla stabilizzazione di essere pronti, i grandi lavoratori per il comune di Agrigento, in modo tale che anche grazie a questa possibilità in più che oggi hanno, che è quella della stabilizzazione, possono trovare le risorse mentali e fisiche per dare un apporto maggiore all'ente comunale. Per i precari a Porto Empedocle la stabilizzazione dovrà attendere ancora un po'. Nei giorni scorsi la giunta comunale dell'amministrazione Carmine ha infatti firmato una proroga fino al dicembre 2020, sfruttando la finestra creata dalla normativa regionale per i comuni in dissesto finanziario. Una cinquantina i lavoratori in totale che saranno prorogati al medesimo numero di ore. Entro i primi mesi del 2020 comunque l'ente dovrebbe dotarsi degli strumenti finanziari necessari per la stabilizzazione. Su iniziativa del sindacato Fast Confsal, coordinato da Matteo Cardelle, è mattinata un sit-in dei lavoratori dei supermercati Forte di Agrigento e provincia davanti la prefettura. Sulla vicenda ha acceso i riflettori la sezione fallimentare del Tribunale di Catania che si pronuncerà martedì prossimo 7
gennaio nominando gli amministratori giudiziali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo davanti alla prefettura di Agrigento, inizia bene il 2020 con una manifestazione in solidarietà ai dipendenti della Forte, dopo quella di Palermo e di Catania, oggi anche ad Agrigento. Manlio, cosa auspicate e perché questo momento qui davanti alla prefettura? Intanto la Fast Confsal regionale ha deciso di partire proprio da Agrigento in questa azione di rivendicazione dell'interesse di oltre 500 lavoratori del gruppo supermercati Forte di Meridi SRL. Si parte da Agrigento, interesserà questa protesta tutte le province siciliane, ma questa protesta è a pochissimi giorni dalla riunione convocata dal Tribunale di Catania il 7 gennaio. In questa occasione il Tribunale dovrà nominare i commissari giudiziali che sono stati designati dal Ministero dello Sviluppo Economico per gestire a fronte dello stato di insolvenza eventualmente dichiarato, che dichiarerà il Tribunale di Catania. Ma qui sono in gioco i posti di lavoro, sono in gioco soprattutto perché, e noi come Fast Confsal lo sosteniamo fortemente, vi è una crisi della grande distribuzione in Sicilia determinata dalla crisi economica ed occupazionale dei siciliani. È diminuito il potere di acquisto delle famiglie, ovviamente il numero dei soggetti che operano nella grande distribuzione è elevatissimo ed è inversamente proporzionale alla capacità di acquisto dei cittadini siciliani. E noi ci siamo chiesti: ma perché il governo regionale, l'assemblea regionale siciliana, l'assessorato regionale alle attività produttive non fanno propria questa crisi e indicano un tavolo per la gestione della grande distribuzione e delle sofferenze della grande distribuzione in Sicilia? Questa è la ragione per la quale oggi i dipendenti, una rappresentanza dei dipendenti dei punti vendita, di tutti i punti vendita della provincia di Agrigento, sono qui per chiedere anche alla Sua Eccellenza il Prefetto, e quindi per interessare la Prefettura, affinché faccia pervenire queste istanze alla Regione e anche al Ministero dello Sviluppo Economico. È così elevato il senso di sfiducia dei lavoratori che alcuni di loro hanno iniziato a licenziarsi per giusta causa da supermercati Forte. E sappiamo quanto sia delicato un licenziamento. La ragione è determinata dal fatto che, essendo in arretrato di 6 mesi di stipendio, ivi compresa la 14ª e la 13ª mensilità, i lavoratori sono costretti a licenziarsi per accedere ai benefici della disoccupazione speciale dell'INPS, e questo è il risultato di una cattiva gestione di questa vicenda. Sì, siamo anche noi qui per per essere presenti in una situazione molto drammatica, una situazione molto difficile per noi e soprattutto per le nostre famiglie, in quanto è da 6 mesi che non riceviamo gli emolumenti da parte dell'azienda. Quindi vi lascio capire le difficoltà economiche in una famiglia che si vengono a creare e soprattutto stiamo confidando nelle istituzioni per farci sentire, diciamo, con la presenza della Confsal, il nostro sindacato che ci rappresenta, di farci sentire e conservare i posti di lavoro se ci sarà un proseguo prossimo. Noi dopo tanti anni di sacrifici, il lavoro che abbiamo dato per l'azienda, e ancora siamo sempre disponibili a dare il cuore per l'azienda, perché ci siamo cresciuti. Sì, per noi la nostra casa, la nostra famiglia, anche perché noi quello che facciamo qua dentro lo facciamo per la nostra famiglia, per i nostri figli, per un domani. E oggi ci stiamo ritrovando, dopo anni di sacrifici legati l'un con l'altro, non avere per le mani niente, completamente, e speriamo che domani l'azienda o chi per lui, lo Stato, che è presente a noi, ci avvicino, che abbiamo bisogno di lavorare, perché l'unica cosa che dobbiamo fare noi è solo lavoro, dignità e dare sempre qualcosa di positivo per la vita, non di negativo, perché noi siamo costretti a mangiare ai figli e fare qualche cosa di sgradevole. Speriamo solo che qualcuno ci ascolti, che oltre il Signore che ce la porti buona questa cosa. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Domenica prossima, 5 gennaio alle 9:30, all'Hotel Villa Romana in programma un'assemblea cittadina voluta dal gruppo Io Resto a Porto Empedocle. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella.
Domenica prossima, 5 gennaio, un importante incontro politico a Porto Empedocle presso l'Hotel Villa Romana. Ecco, si discuterà di cosa, Avvocato? Si discuterà di Porto Empedocle, si discuterà della situazione di Porto Empedocle. E in questi 3 anni e mezzo riteniamo che il dibattito politico sia stato un attimino sopito. Adesso con questa iniziativa Io resto a Porto Empedocle tenta di riaprire un dibattito non solo virtuale su Facebook, ma un dibattito reale sulla città. Abbiamo invitato il sindaco e l'amministrazione comunale a partecipare, abbiamo invitato il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i consiglieri comunali anche ad intervenire, non solo a partecipare, anche a intervenire, a dare un contributo e capire qual è la situazione amministrativa, politico-amministrativa di Porto Empedocle. La manifestazione sarà organizzata in modo alcuni interventi programmati di ex amministratori, di amministratori in carica qualora volessero intervenire, e poi riserveremo uno spazio anche ai cittadini che volessero intervenire e dare un contributo di idee e di proposta. Si parlerà dei temi più importanti oggi sul tavolo a Porto Empedocle, come la cementeria, come il porto, come l'area industriale, come l'idea di rilancio turistico che si vuole imprimere a questa città. E nel capoluogo vicino Agrigento il sapore di campagna elettorale è già stato ampiamente degustato. Mentre si preparano le liste a sostegno dei candidati a sindaco, noi abbiamo deciso di sentire l'opinione degli agrigentini sulle dinamiche politiche e le prospettive future. Oggi la visione dell'operatore culturale, scrittore e giornalista Paolo Cilona. Sentiamo. Siamo con un operatore culturale, Paolo Cilona, giornalista, di grande fede socialista, qui in via Atenea. Ecco, come vede questo 2020 per la nostra città, dottore Cilona? Sarà uguale agli anni precedenti, è una città che non guarda il suo futuro perché è sempre condizionata dagli stessi ambienti, dagli stessi interessi e delle stesse abitudini. Questa città ha bisogno di uno scossone potentissimo perché possa ritrovare il suo valore, il suo impegno, perché possa cambiare in favore soprattutto dei giovani e di coloro i quali non hanno un posto di lavoro. Cosa servirebbe a questa città in vista anche delle prossime elezioni? Secondo lei come si sta preparando la città? È una città impreparata perché nessuno parla delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo della città. Tra le prime infrastrutture, e dico tra tutte le infrastrutture la più necessaria, è l'aeroporto, e non si capisce come mai un amministratore abbia restituito alla regione siciliana 35 milioni che erano nelle casse della provincia e restituiti per incapacità di portare a termine un progetto che era costato alla comunità 1.150.000 euro di sola progettazione. Queste sono cose gravissime, così come poi si spendono e si danno contributi a pioggia senza una risoluzione effettiva in favore dello sviluppo del territorio agrigentino. Non c'è nessuno che parla di aeroporto ed è gravissimo perché se siamo arrivati a 1 milione di visitatori nella valle, con l'aeroporto e attraverso i voli charter sarebbe una città meravigliosa con 5 milioni di visitatori nella Valle Termini. Questi sono i problemi da affrontare e non ciocolarsi di qua e di là per cose che non interessano alla popolazione per lo sviluppo. Questi sono i veri problemi che appartengono al cittadino agrigentino. Cittadino agrigentino, muoviti, cambia strada e dimostra di essere rivoluzionario come lo fu Empedocle quando combatté la tirannide di altri che si erano messi in evidenza come Trasideo ed altri personaggi dell'antica Agrigento. Proprio quest'anno che sono i 2600 anni, Agrigento, scuotiti, cerca di trovare la giusta strada. Mandorlo in fiore 2020, dopo la nomina nelle scorse settimane dell'ex consigliere comunale Sanzo,
Adesso il direttore Roberto Sciarratta ha incaricato l'attuale presidente facente funzione del CUA, Giovanni Di Maida, storicamente vicino all'area di Forza Italia, rappresentata dal deputato regionale Riccardo Gallo. Il direttore Sciarratta ha individuato sulla base del curriculum vitae il profilo professionale adeguato allo scopo di programmare e organizzare come consulente tecnico-scientifico il 75° Festival del Mandorlo in Fiore 2020. L'incarico è a titolo gratuito. Sarà un 2020 all'insegna di tante battaglie a 365 gradi da parte delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL. Si comincerà molto presto con una grande manifestazione contro i blocchi dei lavori lungo le statali 640 Agrigento-Caltanissette e la 189 Agrigento-Palermo. L'iniziativa è in programma il prossimo 11 gennaio. Vediamo. Sarà un 2020 all'insegna di tante battaglie a 360 gradi da parte delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Si comincerà molto presto con una grande manifestazione contro il blocco dei lavori lungo le statali 640 Agrigento-Caltanissetta e 189 Agrigento-Palermo. L'iniziativa si svolgerà il prossimo 11 gennaio. Con il fermo dei lavori la provincia agrigentina è sempre più isolata. I 3 sindacati confederali CGIL, CISL e UIL intanto hanno scritto al prefetto Dario Caputo mettendosi a disposizione per discutere le emergenze del territorio. Le nostre organizzazioni sindacali, scrivono Alfonso Buscemi della CGIL, Emanuele Gallo della CISL e Gero Acquisto della UIL, si chiedono quale apporto e quali iniziative possono essere utili a dare una risposta alle tante criticità che il territorio agrigentino presenta. A nostro giudizio, una delle cause principali degli atavici mari che affliggono la nostra provincia, come la disoccupazione, la povertà, la mancanza di servizi e di sviluppo, è rappresentato dall'isolamento infrastrutturale del nostro territorio. È difficile immaginare investimenti e sviluppo di un'area che per collegarsi alle aree metropolitane e agli aeroporti più vicini necessita, nelle migliori delle ipotesi, dalle 2 alle 3 ore di percorso. Ancora più complicata la situazione viaria delle strade ex consortili che conducono nei pochi insediamenti agricoli. Per tale ragione abbiamo deciso di mettere in campo quanto necessario per denunciare questo stato di isolamento infrastrutturale, per portarlo alla ribalta delle cronache nazionali, coinvolgendo i cittadini tutti. Naturalmente, in questo contesto riteniamo utile un confronto con quanti, a vario titolo, possono avere a cuore il nostro obiettivo e a quanti hanno il dovere di mettersi a disposizione per il bene della nostra terra, ritenendo indispensabile un confronto con tutti i sindaci della provincia e con la curia arcivescovile, che in più circostanze si è attivata per dare un contributo fattivo anche su queste tematiche, concludono Buscemi, Gallo e Acquisto. Chiediamo di voler indire un incontro in prefettura per cercare le soluzioni alle tante problematiche che investono il territorio provinciale agrigentino. Intanto Gero Acquisto, segretario generale della UIL Agrigentina, traccia un bilancio dell'anno appena passato. Si chiude un 2019 da incubo per la provincia agrigentina e apriamo il 2020 con una manifestazione unitaria con CISL e CGIL contro l'isolamento e con la visita del segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo. Intanto Gero Acquisto, segretario generale della UIL Agrigentina, traccia un bilancio dell'anno appena passato. Si chiude un 2019 da incubo per la provincia agrigentina. Apriamo il 2020 con una manifestazione unitaria con CISL e CGIL contro l'isolamento e con la visita del segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo, che il 21 gennaio sarà nel capoluogo per fare il punto della situazione sulla drammatica condizione socio-economica dell'Agrigentino. Una visita importante in un anno che deve essere di svolta per la nostra provincia, conclude Gero Acquisto. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Partono oggi ufficialmente in Sicilia i saldi invernali, tutto pronto per l'appuntamento, anche se tra crisi economica e consumi al palo, sconti, promozioni e sottocosto imperversano un po' ovunque già da settimane. Margherita Trupiano. Il nuovo anno apre le porte ai saldi di fine stagione. I consumatori da oggi sono a caccia di sconti e occasionissime che ufficialmente possono adesso mostrarsi agli acquirenti. Ufficialmente, perché già da giorni sono partiti SMS e mail con vendite esclusive private per i clienti più affezionati e possessori di carte fedeltà. Per acquisti utili e convenienti ricordiamo che è necessario che il cartellino indichi il normale prezzo di vendita e quello scontato, e anche porre attenzione al fatto che ribassi eccessivi possano nascondere qualche trappola come oggetti danneggiati o difettosi.
Secondo il Codacons, i saldi potrebbero rivelarsi una debacle totale a causa degli acquisti effettuati nel corso del Black Friday o delle appena trascorse festività natalizie che tra regali, cibo e tasse hanno prosciugato le tasche dei consumatori. Un appello va comunque fatto ad acquisti ragionati e non condotti sull'onda dell'irrefrenabile gusto dello shopping. Controllare armadi e cassetti per rendersi conto di cosa c'è di utile ancora e cosa vada invece sostituito può rivelarsi efficace per comprare ciò che serve e non ritrovarsi qualcosa che in effetti ci accorgeremmo essere poi superflua. E anche se è prevista una flessione nella spesa pro capite, dunque che siano grandi affari per tutti. Conservazione e tutela del teatro di Eracleamino e il parco archeologico della Valle dei Templi mette in campo circa 200.000 euro per i primi interventi di protezione della struttura. Le prime 170.000 euro, che è l'investimento più grande, serviranno per la sistemazione dell'area del teatro. A questi si aggiungeranno poco meno di 9.000 euro per intervenire sulla copertura a ventaglio di cantiere collocata negli anni 90 a protezione della cavea, che sarebbe dovuta essere solo temporanea. La struttura, oggi arrugginita con conseguente scolamento di acqua e ruggine sulle pietre del teatro, è stata pesantemente danneggiata dal forte maltempo dei giorni scorsi. Siamo allo sport, calcio eccellenza. L'Acragas torna in campo domenica prossima. I biancazzurri saranno in trasferta a Mazara per la 16ª giornata del campionato. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Tutti in campo per smaltire i postumi delle feste di fine anno e preparare la sfida, la prima dell'anno, che inaugura il girone di ritorno in quel di Mazara. Non si nascondono difficoltà di questa trasferta per l'Acragas e contro una squadra che ha operato nel mercato di dicembre in maniera massiccia e decisa per tirarsi fuori dalle secche di bassa classifica. Adesso il tecnico mazzarese Dino Marino può contare su una rosa molto completa dal punto di vista tecnico, arricchita dagli ultimi arrivati, molto esperti e grandi conoscitori della categoria. Tra l'altro il Mazara di recente ha ingaggiato l'ex Creantino Caronia, il bomber Rosella ed altri calciatori esperti. Di contro l'Acragas ne ha approfittato per recuperare tutti gli infortunati, compreso Pirrone, che scalpita per scendere in campo. Il tecnico Totovullo può avere a disposizione una rosa concentrata al massimo ed allo stadio Nino Vaccara è consapevole di doversi giocare un match d'alta tensione. Squadra, dirigenza e collaboratori hanno trascorso l'ultimo del giorno dell'anno insieme in un clima di grande serenità. C'è grande voglia di partire bene, ma a decidere le sorti di questo campionato dovrà essere il rettangolo di gioco. Alla sfida di domenica mancano appena un paio di giorni e sono in fermento anche i tifosi biancazzurri che non intendono mancare a questo primo appuntamento dell'anno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.